Siamo riusciti a garantire l'attività Covid senza interrompere nulla. Il laboratorio robotico dell'USL 5 non si è mai fermato nemmeno per l'emergenza pandemica, continuando a fornire le consuete prestazioni, ma contemporaneamente lavorando nella diagnosi del Covid con tecnologie all'avanguardia. Il 21 febbraio, quando è scoppiato il focolaio di Vo, non avevamo nessuna tecnologia in grado di diagnosticare il SARS-CoV-2 e nel giro di pochissimi mesi siamo riusciti a avere le migliori tecnologie. Laboratorio di primo e secondo livello che prima della pandemia effettuava prestazioni per 1400 persone al giorno, 10.000 esami giornalieri, 3 milioni all'anno. Una mole di lavoro alla quale da febbraio si sono aggiunti i tamponi Covid. Riusciamo a far diagnosi, praticamente a testare circa 700-800 tamponi molecolari e coordinandoci col territorio riusciamo a fare fino a 4.000 tamponi antigenici rapidi. Il virus ha rappresentato per i tecnici di laboratorio una nuova sfida, portandoli a contatto con i pazienti nei Covid Point. Quando ritrovi una persona positiva e gli spieghi che magari deve stare adesso in quarantena per diversi giorni, vedi nei suoi occhi una grossa difficoltà. Questo, ti porta a una dimensione, staccandoti dalla macchina, dalla fredda macchina, ad una realtà molto più umana. Un aspetto umano che è stato fondamentale anche quando nel 2018 sono iniziati i lavori che hanno portato alla realizzazione del laboratorio robotico che ha permesso di ottimizzare l'attività e velocizzare i tempi di risposta per i pazienti. È stata una base umanistica su cui abbiamo inserito la robotica e la digitalizzazione, perché alla fine la differenza la fanno le persone.